dove possiamo ricominciare? Beh, penso che stiamo ricominciando finché ci sono i festival culturali. Ovviamente il fatalismo di massa è relativo. Sono i festival culturali, ho partecipato proprio ieri a un festival in cui si discuteva dei festival, quello della Città del Libro di Cagliari, e sono un fenomeno studiato a livello europeo perché almeno in questo l'Italia è in controtendenza e è in prima posizione, no? Non solo ha una quantità enorme di festival culturali, ma non solo la quantità di festival sembra continuare ad aumentare, ma anche le presenze complessive tendono all'aumento malgrado tutto, e sono composte in buona parte di giovani, e quindi quelli che vanno adesso qui sono, tutta la cosa è collegata anche alla promozione del libro, al fatto che invece l'editoria, almeno quella di carta, è in crisi, eccetera. Io vedo delle possibilità di essere ottimisti. Al tempo stesso, certo, come ho sottolineato in questo libro sulle utopie e nel dibattito di oggi, certamente oggi ci si mobilita poco e le nuove generazioni tendono a mobilitarsi poco perché non hanno degli elementi aggreganti come era nella mia generazione, negli anni 70, scendere in piazza. Oggi ci si aggrega virtualmente quando si ha delle tematiche simili, e questo non è sufficiente. Per questo ricordavo anche le scoperte delle neuroscienze che ci dicono che ci danneggia il fatto di stare in contatto solo per internet, no? Abbiamo bisogno anche della vicinanza fisica. Il successo dei festival è una forma di mobilitazione in cui molte giovani generazioni leggono di tematiche nuove, approfondiscono. Tra l'altro è interessante, gli stessi giovani che in realtà leggono di più anche su carta, sono persone, quindi una nuova versione di impegno assolutamente non rumoroso, e che però in momenti ricorrenti ha bisogno anche della presenza fisica, dell'incontrarsi in una sala in cui si discutono certi temi. Non necessariamente perché tutti vogliono intervenire, come vede tante volte è anche un pubblico relativamente timido, no? Però si vuole appartenere. L'essere umano è un essere sociale e sappiamo che ci fa bene anche questo stare insieme con dei temi in comune, no? Una cosa che si ricorda spesso oggi, che le neuroscienze permettono addirittura di misurare appunto come vengono attivati i nostri neuroni con effetti benefici o malefici a seconda dei casi, ma sempre legati al fatto che per natura abbiamo l'istinto di stare insieme, che dicevo, oggi possiamo ascoltare la musica più perfetta dove? A casa, con 4 soldi, con un paio di amplificatori o addirittura dal computer. È migliore di quella dell'auditorium di musica classica. Eppure andiamo ancora ai concerti dove il suono non è perfetto perché c'è chi tossisce, perché vogliamo stare con altre persone che si entusiasmano per la musica, no? I festival sono quindi una circolazione di questo entusiasmo che non si ferma lì.